passa l'acqua dopo e si buca. Se viene domani che tanto per se c'è l'acqua pigliamoci dopo. Ma pare una surgiva, chissà. No, no, tutto berrutto. Quindi è peccato, se era surgiva buona, eh? Oh, No, c'avevo i problemi l'acqua, c'avevo. Ma qua, un altro 2 giorni, non ci sarà problema di rimpopolamento di pesci, perché spuntano l'angide, secondo me. Rinascerà la vita. Guardate il brodo primitivo di come è nata la vita. Ecco ragazzi, guardate la natura. Un uovo di... Minchia, sapete che uovo è? Ma che ci pare... Ma gli yacht fanno l'ova, se? No, eh? No, le yacht non fanno l'ova, giusto. Qua c'è una tubazione di acqua che... Una tubazione di acqua, c'è un... tubazioni, noi abbiamo le tubazioni. Ci abbiamo sempre tubazione, gel, tubazione, però l'acqua non già mette in rientro. Tubazione. Ecco qua, mi sa che ci avviciniamo al teatro greco scoperto anni fa dal grande sindaco Franco Gallo, non lo so se ve lo ricordate, Franco Gallo. Andiamo a vedere questo miti, ecco qua le prime pietre, signori, le prime pietre del teatro greco. Ecco qua vedo che penso che ci sia l'ingresso per il dietro le quinte. Ah no, di qua sono il dietro le quinte del teatro greco. Ecco, vedete qua ci sono altre scale, vie d'uscita, di fuga, se alle volte vi saltano i surci, uno può scappare da tutte le parti. Qua vedete ave reduce a Minchiachina, dentro il polmone acquatico erbatico diciamo, dell'orto di Pasqualello di sotto la Villa Garibaldi. Ecco il grande teatro greco trovato dall'onorevole Franco Gallo. Ma era onorevole? Era onorevole Gallo? Bene, che cosa dire, signori? Che cosa dire? Ah, qua c'è... Sì, questo è, diciamo... dove, diciamo, uscivano gli effetti speciali per fare, diciamo... Per fare gli effetti speciali del coso, come si dice? Del teatro greco, forse qua uscivano i leoni, boh, non lo so. Comunque. Beh, signor, che dire? Questo è il teatro greco, là sopra c'era la villa. Questo è il teatro greco, che dire, è dentro il polmone, ma non ce ne frega un cazzo a nessuno, quindi arrivederci a voi la linea in studio.